Grazie Presidente. Premetto che, come lei ben sa, la dichiarazione di voto non serve per terminare l'argomentazione, ma per illustrare le ragioni che spingono un gruppo a esprimere un determinato voto. E dunque anche in questo caso, siccome è un argomento molto importante, vogliamo utilizzare la possibilità di dichiarare il nostro voto per esprimere perché votiamo contro una mozione che nella realtà e nei fatti non cambia niente nella sostanza delle cose. È un voto contrario ad una mozione che noi giudichiamo inutile, che noi riteniamo utile soltanto per far finta di dire quello che non si vuole dire o che non si può dire. E io penso che per onestà intellettuale nei confronti di tutti i cittadini che su questo progetto si sono mobilitati, di tutti gli amministratori locali che hanno impegnato le loro assemblee, dovremmo avere anche noi il coraggio di dire qualcosa. Faccio peraltro notare che la provincia autonoma di Trento ha diffidato la Regione del Veneto a proseguire nell'indicazione dell'opera. Ora, io credo che noi, che siamo l'organo legislativo, non siamo i consulenti della Giunta. Noi abbiamo il compito di indicare, dal nostro punto di vista, qual è la posizione politica che chiediamo all'organo esecutivo di adottare. Se noi rinunciamo ad esercitare questa funzione, poi non possiamo lamentarci se l'organo esecutivo, cioè l'assessore, va in una direzione diversa da quella che noi abbiamo auspicato. E io penso che questa mozione sia fragile e debole anche perché prova a nascondersi dietro i pareri contrari degli enti locali per evitare di esprimere il punto di vista del Consiglio regionale. Impegno la Giunta a far presente al Consorzio cosa dicono gli altri enti. No, lei, consigliera Cestaro, con questa mozione avrebbe dovuto, dal mio punto di vista, avere l'ardire di chiedere alla Giunta di dire no. Perché lei in questa sede, lei e ciascuno di noi, non rappresentiamo il comune di provenienza, rappresentiamo la Regione del Veneto e dovremmo avere il coraggio di svolgere la funzione che siamo chiamati a rappresentare sedendoci su questo scranno, senza ambiguità. Perché votare astenuti sul nostro emendamento, lo dico a lei e al collega Puppato, è la conferma del chi prova a tenere il piede in due staffe, di chi vorrebbe dire no ma non può dire no in quest'Aula. Allora ecco, e chiudo, annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Grazie Democratico. collega.